Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi vi parlo delle forme pensiero. Come avrete visto appunto nell'immagine iniziale di questo video, le forme pensiero sono degli esseri viventi, possiamo definirli così, che nascono proprio grazie ai nostri pensieri. I nostri pensieri, appunto, come penso avrete più o meno già capito, seguendo i video che ho già pubblicato, il nostro pensiero crea, il nostro pensiero è creativo in quanto creativo è vitale, è vivo, però non sappiamo bene nella normalità che addirittura il pensiero può diventare proprio una vera e propria essenza vivente. Infatti, un pensiero, soprattutto il pensiero ricorrente, nutrito frequentemente dalla nostra energia psichica, prende proprio tutta la nostra carica vitale e soprattutto una carica di una determinata vibrazione, che è una vibrazione che corrisponde appunto allo stato vibratorio del pensiero emesso. Come noi abbiamo visto nelle pillole legate all'uso del pendolino, ehm, tutto è misurabile con le frequenze Bovis e queste frequenze appunto sono differenti sia tra gli oggetti che fra le persone. Questo sta a dimostrare appunto che esistono tantissimi livelli vibratori, tantissime eh, sfumature appunto nella scala delle vibrazioni. Però con la pratica e con l'esercizio, soprattutto con un tot di misurazioni alle spalle, vi renderete conto che alcune cose simili fra loro nella loro essenza tendono ad avere una vibrazione analoga. La stessa cosa è riapplicabile al mondo dei pensieri. Dunque ogni pensiero, a maggior ragione se nato, collegato a una determinata emozione o a un determinato sentimento del momento, avrà una natura vibratoria propria. E questo pensiero appunto ehm, prende vita proprio come una forma, come una sfera, diciamo così, una bolla invisibile all'occhio umano, ma che permane dentro i luoghi in cui viene emanata. Ad esempio, vi sarà capitato magari di accorgervi, questo è un esempio personale, a me è capitato appunto di lavare i piatti e avere sempre lo stesso pensiero, fino a quando ho capito che praticamente nell'angolo legato al lavandino della mia cucina permaneva questa forma pensiero che diventava una specie di richiamo inconscio per il quale ogni volta che io mi avvicinavo alla stessa operazione mi riportavo allo stesso stato vibratorio, ecco che si manifestava sempre quella forma pensiero e dunque veniva lì a nutrirsi nuovamente della mia carica psichica e a indurmi di ripensare alla stessa cosa, perché è proprio così che sussistono e che sopravvivono le forme pensiero, laddove vengono captate, eh, facciamo un altro esempio, una persona X emana un pensiero e da quel momento prende vita questa entità nell'astrale, che è questa forma pensiero. E ovviamente le cose sono due: o resterà agganciata all'aura della persona che l'ha emanata e dunque tenderà ad alimentarsi sempre dall'energia psichica del suo creatore, formando proprio diciamo,
un moto circolare da la radice qua del naso, si forma, viene proprio emanata qui questa sfera collegata al pensiero che abbiamo partorito, diciamo così, e farà un giro, cioè si allontanerà nell'astrale fino a che avrà un impulso vitale, perché è corrispondente alla carica che noi abbiamo emanato, è come se fosse una batteria, no? Prende, ha una vita, poi quando si scarica cerca di ritornare dietro, dove abbiamo qui dietro la porta eterica del subconscio. Dunque è lì che cercherà di entrare e prendere insomma una nuova carica. A questo punto siamo condizionati a riavere lo stesso tipo di pensiero. Proprio perché avendo nuovamente lo stesso tipo di pensiero noi lo nutriamo di nuovo di carica psichica. Come ho detto, questo è un caso, ma poi ci sono anche casi in cui ehm, la forma pensiero viene emanata, è molto forte e viene agganciata a dei luoghi. Magari la persona nel frattempo si sposta, la forma pensiero che è nata era abbastanza forte, qualcun altro verrà in un secondo momento, come ho già detto appunto in altri video, la nostra mente, il nostro cervello è una potentissima antenna, sia trasmettente che ricevente, entrerà in questo luogo dove permane questa forma pensiero e sarà stimolato involontariamente ad avere un pensiero di natura vibratoria analogo. In questo modo quella forma pensiero potrà nutrirsi nuovamente. Questa è un po' la realtà astrale di come vivono i nostri pensieri, di come anche loro stessi cercano di restare vivi e di garantirsi la sussistenza. Anche loro sono esseri viventi che non hanno un corpo fisico, non ancora, quando sono appena nati, non hanno ancora preso un corpo. Mano a mano però, questo è molto importante da tenere a mente, mano a mano nel tempo trarranno sempre nuova linfa, nuova forza e riusciranno ad aggregare insomma tutto quello che serve per trasformarsi in oggetti o cose reali nel mondo materiale dove noi agiamo e viviamo normalmente. Cosa significa questo? Che i pensieri costantemente alimentati diventano poi veri e propri esseri viventi. Se già lo sono inizialmente, ma qualora non vengano alimentati, perdono la loro vitalità, la loro forza e svaniscono lentamente, i pensieri costantemente alimentati diventano vere e proprie entità. Queste entità poi sono paragonabili a larve astrali che ci attanagliano, a volte ci ossessionano. E tutto perché hanno bisogno, più crescono, di sempre maggiore nutrimento. Dunque disinneschiamo la ripetitività di certi pensieri, soprattutto se non sono pensieri che alla lunga possono portare frutti positivi, e restiamo consapevoli di questo meccanismo predatorio delle forme pensiero. È semplicemente un meccanismo naturale per il quale loro combattono per la loro sopravvivenza come qualsiasi altro essere vivente. E dunque un essere vivente non nutrito si indebolisce e muore alla stregua proprio delle forme pensiero. Detto questo, io vi lascio alla riflessione dei vostri pensieri e all'osservazione appunto di quelle che sono le vostre forme pensiero ricorrenti. Vi invito appunto a prenderne coscienza e laddove vi rendete conto dell'innescarsi di questo meccanismo, scegliete intenzionalmente e consapevolmente un altro pensiero. Con questo io vi ringrazio per avermi seguito fin qui
Vi abbraccio, vi aspetto per la prossima condivisione. Un grande abbraccio appunto dalla vostra Hildegarda.